Sono in 11 al via, 1-0 Giulia, Gianvito D'Ambrosio, 2 Zapiro Lasciol, Sandro Miraglia, 3 Zambla Alta, Antonio Di Nardo, 4 Zagreb Trio, Marco Stefani, 5 Zair B, Roberto Andraghetti, 6 Zawadi, Antonio Greppi, in seconda fila 7 ZBB, Paolo Leoni, 8 Zenox B, Vincenzo Piscoglio, 9 Venuschi Etual, Francesco Virzi, 10 Zigolo VGL, Francesco Pettinari, 11 Zea, Maurizio Cheli. Vediamo l'errore di ZBB. Stacco della macchina velocissimo, Zawadi con Antonio Greppi prende il comando davanti a Zambla Alta, poi 0 Giulia lungo la corda a precedere Zenox B. Vediamo Zagreb Trio all'esterno con in schiena Venuschi e Tual, ma intanto la fila di Marajà ha preso nettamente vantaggio e percorre i primi 200 metri in 14,8, seconda posizione per Zambla Alta. Poi vediamo 0 Giulia alla corda. Zagreb Trio scoperto all'esterno con in schiena Zenox B, poi Zair B che staziona ora in terza ruota, intanto 400 metri in 30 appena abbondante. Cerca ora di rallentare Antonio Greppi con Zawadi, sempre pedinato da Zambla Alta, avanza Zair B e cerca di scavalcare Zagreb Trio che era rimasto di fuori scoperto, intanto arriviamo ai 600 metri in 45,5. Passaggio davanti alle tribune, ora Zair B cerca di avvicinare il battistrada. Poi vediamo Zigolo VGL in quinta pariglia, ancora molto indietro. Intanto Zawadi passa il giro in 1 minuto appena abbondante. Tiene ritmo sollecito con la figlia di Marajà, Antonio Greppi. Sempre Zambla Alta seconda, Zair B che ha speso lì all'esterno davanti a 0 Giulia. Poi Zagreb Trio che ha finito le energie, Zenox B alla corda davanti a Zea, intanto il chilometro va via in 1,14,9, allunga ancora Zawadi su Zambla Alta, poi Zair B che è ancora tonico all'esterno nonostante le corsie esterne, poi 0 Giulia che si rifà sotto al pari di Zenox B, gli altri più indietro, retta di là in 14,3, rompe Zair B, Zawadi nettamente in vantaggio su Zambla Alta, poi avanza Zenox B, numero 5, poco più di 200 Zair metri B, alla conclusione, ancora tonica Zawadi al comando davanti a Zambla Alta, retta d'arrivo, in vantaggio Zawadi, Zambla Alta è seconda, poi ancora 0 Giulia, Zenox B, di galoppo 0 Giulia, retta numero d'arrivo 1, con 0 Zawadi Giulia, in controllo squalificato. e viene a vincere su Zambla Alta Zenox B, mentre al quarto Zigolo VCL a precedere ZBB. 1,14 secco la media al chilometro per Zawadi, la figlia di Marajà, vista in ottimo assetto, l'allieva di Luca Talpo. La rivediamo con Antonio Greppi che è partita velocissima, ora si piega un po' in giù ma nessun problema, viene a vincere nettamente. Rivediamo la retta d'arrivo, la vittoria di Zawadi, mentre per il secondo Zambla Alta è altrettanto al posto d'onore, la vediamo ora con Antonio Di Nardo, mentre per il terzo è Zenox B.